Bentrovati a questo nuovo appuntamento con Morsi di Sicilia. Oggi ho pensato di proporvi una ricetta della tradizione, una ricetta tipica, assolutamente del periodo, sicilianissima manco a dirlo, che ha come protagonista questo frutto qui, un frutto antico, quasi desueto, la mela cotogna. Prepareremo insieme la cotognata. Per chi ha avuto la fortuna di assaggiarla o la prepara ancora, la cotognata è una sorta di confettura densa, una caramella antica, a base appunto di mele cotogne, che sono dei frutti profumatissimi, impossibili da mangiare in purezza, devono necessariamente essere cotti, è molto semplice da preparare, basta solo qualche accorgimento che oggi vi mostro. Mettiamoci subito all'opera. Per realizzarla vi serviranno appunto delle mele cotogne, queste sono bio dell'orto del suocero, quindi scopriremo solo una volta aprendole quanto sono bio, perché hanno un sacco di puntini che un po' mi spaventano, ma a cavaldonato non si guarda in bocca, poi se bio non si guarda proprio da nessuna parte. Ci servirà poi dello zucchero semolato, qualche limone e poi possibilmente l'oro, che sono le formelle tipiche per questa preparazione. Si utilizzano per preparare la mostarda, in generale quella di vino, di mosto appunto, e anche la cotognata. Se non le avete non è un problema, si utilizzeranno delle ciotoline che avete a casa, va bene uguale, o dei piattini. Iniziamo con il preparare le mele, le andiamo a mondare. Queste mele, come tutte le mele, hanno il difetto di ossidarsi molto rapidamente. Per questo motivo andremo ad utilizzare i limoni. Li andiamo ad utilizzare per due motivi: per evitare appunto che la mela in fase di preparazione ossidi e che ossidi in fase di cottura. Difatti più limone mettiamo, più acidifichiamo l'acqua, più chiara sarà la nostra cotognata. Ci sono due scuole di pensiero: pelare le mele oppure no. Io in questa occasione le pelo, perché poi frullerò in frullatore la polpa che andrò a ricavare. Ve lo mostrerò successivamente questo passaggio. Potete anche lasciarle con la buccia e poi passarla al passaverdure, quindi separare la buccia dalla polpa in un secondo momento. In quel caso però, quindi se decidete di lasciarle con la buccia perché sono un po' ostiche da pelare, dovete tirar via tutta questa peluria qui che va eliminata adesso. Come possiamo farlo? Avete presente le spugnette per i piatti, quelle che hanno la parte abrasiva? Bene, una nuova di pacco, ovviamente, le andate a passare sotto l'acqua eliminando tutta questa peluria che viene via facilmente. Preparo una bowl con acqua acidulata, ho già in frigo dei limoni tagliati, li vado a spremere all'interno, tagliere, pela verdure e mi metto di buona lena. Nel frattempo che le pelo, le taglio a pezzi, elimino il torsolo e vado a tuffare le mele all'interno della bowl. Terminato il laborioso, lunghissimo processo di mondatura delle mele cotogne, otterremo questo risultato. Sciacquiamo le mele sotto l'acqua per eliminare eventuali residui della mondatura e le trasferiamo all'interno di una pentola capiente. Lascio anche i limoni. Preparo immediatamente gli altri limoni, ne spremo il succo all'interno e li lascio sempre all'interno della pentola. A questo punto copriamo con l'acqua, accendiamo il fuoco, copriamo e lasciamo cuocere le nostre cotogne fino a quando non saranno morbidissime. Ci vorrà più o meno un'ora. Trascorsa un'ora le nostre mele saranno pronte. Tiriamo via i pezzi di limone che non ci serviranno più e con una schiumarola tiriamo su le mele. Una volta prelevate le mele cotogne, in pentola sarà rimasta l'acqua di mele cotogne. La lascio decantare in pentola per tutta la notte. Mannaggia la miseria! Una volta prelevate le mele dalla pentola, all'interno sarà rimasta l'acqua di bollitura. Questa è ricca di pectina, quindi piuttosto che buttarla potete andare a realizzare come faccio. D'altro canto era solo 800 volte che la stavo ripetendo, 801 non ci cambia nessuno. Ciac! Una volta prelevate le mele cotogne dalla pentola, all'interno sarà rimasta l'acqua di bollitura, che è ricca di pectina. Io con questa ci realizzo un'ottima gelatina di mele cotogne. È molto semplice, ve la spiego in due parole. Lasciate riposare l'acqua di bollitura fino al raffreddamento completo, meglio se tutta la notte, così si ossida e cambia colore, diventa un po' color ruggine. Quindi filtratela
pesatela e aggiungete all'interno pari peso di zucchero, quindi per ogni litro d'acqua 1 chilo di zucchero. Rimettetela sul fuoco e senza mai mescolarla portatela a bollore. A un certo punto vedrete che cambierà consistenza, diventerà proprio una gelatina. Ottima per glassare torte o sui formaggi, io la utilizzo anche per addolcire varie preparazioni. Vi suggerisco di provarla perché ne vale veramente la pena. Registrerò un contenuto apposito e vi lascerò il link in fondo. Ma ritorniamo a noi, mettiamo da parte momentaneamente l'acqua di bollitura e lavoriamo le mele. Durante questa operazione devo stare attenta perché dovete sapere che la faccio esattamente come la faceva mia nonna. Sono proprio legata allo spremere i limoni all'interno, quindi semini compresi. Se voi voleste fare un po' l'upgrade, quello Masterchef, che tanti si aspettano da me ma poi alla fine non faccio mai, spremete prima il succo di limone e infilatelo direttamente in pentola. Non glielo dite a nessuno che ho vinto Masterchef. Io ho 1,2 kg circa di polpa di mele, significa che andrò a mettere 2/3 dello zucchero, quindi sono 1,2 kg diviso 3, 4, 800 grammi. Accendo e lascio andare, come se fosse una qualsiasi confettura. Appena lo zucchero si scioglierà, quindi avrò una parte liquida all'interno della pentola, frullerò col mini primer per ottenere la consistenza desiderata. Lo zucchero si è sciolto, è il momento giusto per frullare le mele cotogne e abbassare la fiamma. Promette strabene. Rimettiamola sul fuoco, non cuocerà tanto, si deve solo addensare un pochino a fiamma bassissima. In realtà, se si volesse mantenere un po' come una confettura, con questa consistenza si potrebbe già colare all'interno dei barattoli, ovviamente sterilizzati, ancora bollente, invasettarla e quindi poi utilizzarla come una qualsiasi confettura. Nel caso della cotognata andiamo ad eliminare qualsiasi l'eccesso di acqua, le mele sono già cotte, quindi cuocerà meno di una confettura tradizionale, e poi coleremo questa purea negli stampi per farla solidificare. Trascorsa complessivamente una mezz'oretta di cottura, la cotognata è pronta per essere versata negli stampi. Non mi resta che passarli sotto l'acqua per inumidirli un po', questo ci aiuterà poi a scollare meglio la cotognata. E con l'aiuto di un cucchiaio colo la cotognata, mamma mia che maldestra, all'interno degli stampi. Sbatto un po' e procedo. E voilà! Ecco posizionata la cotognata. Come vi dicevo, si può mangiare così ancora per qualche ora a cucchiaiate, oppure aspettare un paio di giorni per poterla sformare e mangiarla a fettine, o ancora farla asciugare come facevano i nonni in una graticola al sole o in essiccatore per poterla conservare fino a Natale e anche oltre, se ci dura, perché è strabuona. Prova del 9. Ritornare indietro nel tempo nella cucina dei nonni con questa preparazione è un attimo. Se non l'avete mai provata vi consiglio assolutamente di farlo perché ne vale la pena. Un tuffo nel passato proiettato nel futuro, almeno finché campo, la farò ogni anno. A presto!